insieme all'insegnante Anastasi, fa tutto lui. Vuoi leggere te, Viola? Vuoi leggere te? Va bene, hai decisa. Nel mio garage trovi di tutto: martello, scalpello, cacciavite, pennello, falci, cavetti, fili elettrici, morsetti. Un mare di materiale che si può sì usare, ma che si potrebbe, dice mia madre, anche buttare. Questo materiale serve a mio padre perché lui è tutti i mestieri. Così di domenica fa tutto lui: il giardiniere, l'elettricista, l'imbianchino, il muratore. Lui che da giovane ha studiato per diventare dottore. Schiaccio una zanzara sul muro, mi giro ed è già bianco. Gocciola il rubinetto tanto da non farti dormire, è riparato prima che tu glielo possa ridire. Non funziona la luce in camera mia, me la sistema prima di andare via. Si è rotta una gamba al tavolino, bastano un'occhiata di traverso e un legnettino per raddrizzarlo come un soldatino. Se poi si ritrova il taglierba tra le mani, finché non ha succhiato tutta l'erba non lo vuol mollare. Togliti dai piedi, è ancora la mamma che parla. Da sola a tutto quanto riesco a provvedere. Tu fino a stasera non ti far vedere. Adesso ho il mal di schiena, risponde lui, non ce la faccio più. Anzi, sai cosa ti dico? Mi metto a letto un bocconcino. Fa tutto lui e poi eccolo lì. Ha fatto un ritratto familiare bellissimo. Si può vedere che qui papà ha fatto lui?